Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Oggi il giorno dell'Immacolata, per tradizione dedicato all'allestimento dell'albero di Natale o del presepe, ma c'è chi prepara con largo anticipo gli addobbi. Sicilia Express, non ci sarà il bis, finite le risorse della regione per finanziare nuovi sconti sul treno che riporterà a casa i siciliani per le feste. Il naufragio del Basian, secondo i progettisti del veliero non ci sarebbe stato alcun difetto nello scafo, ma un errore umano che costò la vita ai 7 ospiti. Manca l'organico, chiudono le guardie mediche nella provincia di Agrigento, i sindaci contrari alla rotazione. Profumo di tango a Catania, ballo, passione e filosofia di vita racchiusi in un abbraccio. A Piazza Mazzini la performance di una coppia di maestri. La Scaccia ragusana, da cucina familiare, emblema dello street food. Modica dedica una giornata a questa eccellenza gastronomica. Calcio, il Catania a Taranto in cerca di riscatto. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze. Diretta Stadio seguirà la partita in collegamento con lo stadio Iacovone. Oggi è il giorno dell'Immacolata, per tradizione dedicato ad allestire l'albero o il presepe, ma c'è chi non aspetta più dicembre e prepara con grande anticipo gli addobbi. Emanuela Corsi. L'Immacolata dà il via al periodo delle festività natalizie e la tradizione vuole che l'albero di Natale venga addobbato l'8 dicembre. Ma non tutti rispettano le usanze e molti tendono ad addobbare le proprie case, ma anche i negozi e le città con largo anticipo per immergersi nell'atmosfera natalizia. No, mia moglie già l'ha fatto 10 giorni fa. Sì. Il Natale inizia molto presto a casa vostra. Sì. E cosa manca? Qualcosa oppure già siete... No, niente, siamo a posto. In anticipo. Quindi no alla tradizione, tanti anticipano. Tanti anticipano che manca il tempo, quindi. Quando avete iniziato? 2 settimane prima. Ma perché? Proprio c'è il desiderio del Natale? La gioia del bambino più che altro. C'è chi sceglie la tradizione e attende dicembre per gli addobbi natalizi. Però io cerco sempre di farla a dicembre perché per me novembre è il mese dei defunti. Allora, non si fa a novembre perché è il mese dei morti, però a dicembre sì, già si fa. Oggi si fa l'albero tradizionalmente, voi l'avete già fatto? No, ancora no. No, quindi ritardatari. Sì. Come mai? Non abbiamo avuto tempo per problemi di lavoro. Siamo in ritardo, ma siamo di Genova noi, perciò siccome siamo venuti qua siamo rimasti indietro per fare l'albero di Natale. Qualcuno approfitta del giorno di festa per acquistare gli ultimi addobbi. Mi hanno colpito 2 cose: gli occhi di Santa Lucia, che sono delle conchiglie e che fanno parte anche della tradizione, e poi ci sono delle cose legate alla maschera siciliana e al teatro, e le mettiamo anche a Natale perché secondo me fanno parte della tradizione. Albero, presepe e luminarie in anticipo, secondo gli esperti, aiutano a migliorare l'umore, anche se le feste portano sempre un pizzico di malinconia. Il Natale è bello, però i Natali di una volta non ci sono più, penso. Cioè, i Natali di una volta erano più in famiglia. E mentre c'è chi prepara l'albero, c'è chi si prepara a tornare a casa. È attivo da ieri il provvedimento della Regione che prevede degli sconti contro il caro voli, una soluzione tampone. Manca infatti un vero contrasto all'insularità. Maglio Viola. Con la festa dell'Immacolata è ufficialmente iniziato il periodo natalizio e con esso quello dei ritorni a casa per le feste dei siciliani che vivono e lavorano oltre lo stretto. Da ieri è in vigore il nuovo provvedimento regionale contro il caro voli con sconti o rimborsi del 50% per tutti i siciliani. Ma l'intervento continua ad essere al centro di polemiche, infatti non aiuta il turismo e secondo alcuni droga il mercato. Sicuramente è un provvedimento tampone, mentre occorrono interventi strutturali. Una idea potrebbe essere quella di mettere insieme il sistema degli aeroporti per intervenire sulle tasse locali e aeroportuali, come anche Ryanair ha chiesto più di una volta. Per l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Ricò, ospite della trasmissione Il Punto, la strada potrebbe essere perseguita ma in futuro. Noi sicuramente dobbiamo avviare una privatizzazione degli aeroporti e la politica deve essere a fianco delle società di gestione aeroportuale affinché ci sia una politica comune per l'intera Sicilia. Ad oggi
purtroppo i meccanismi di gestione delle società aeroportuali non consentono che alle società di sedersi tutte attorno a un tavolo e di chiedere l'aiuto della politica. Dunque occorre cambiare il modello e per farlo bisogna partire dalla conoscenza di quello attuale. Si possa far capire alla società di gestione aeroportuale che probabilmente farsi concorrenza tra di loro in Sicilia non è un fatto positivo di cui trae giovamento la Sicilia, ma fare una politica unitaria potrebbe essere un'ottima soluzione. Infine il treno. L'esperienza del Trinacri Express non sarà duplicata a Natale nonostante il successo per mancanza di tratte disponibili, ma la Regione lavora ad altri treni analoghi per le prossime feste. Ce ne saranno altri, sicuramente già siamo al lavoro, per Pasqua cercheremo di farne almeno 2. Anche nel settore ferroviario però occorre cambiare il sistema e arrivare a interventi strutturali. Cambiamo argomento. Naufragio del Beisan. Secondo i progettisti del veliero non ci sarebbe stato alcun difetto nello scafo, ma un errore umano costò la vita al magnate americano Mike Lynch, alla figlia e ad altri 5 ospiti della crociera di lusso. Giusy Lazzara. Non ci sarebbe stato alcun difetto nello scafo del Beisan. Una potenza d'acqua di 1 tonnellata al secondo affondò l'imbarcazione durante la tempesta quel terribile 19 agosto nel golfo di Porticello, a pochi chilometri da Palermo. A 3 mesi arriva la relazione dei tecnici di The Italian Sea Group, che attribuisce alle scelte dell'equipaggio la causa del naufragio. Una tragedia che non lasciò alcuno scampo all'imprenditore americano Mike Lynch, la figlia Anna e 5 ospiti in crociera con il magnate del cybersicurezza. 15 i superstiti, tra loro 9 i membri dell'equipaggio, che hanno raccontato quei terribili momenti alla Guardia Costiera di Palermo che indagava. Dall'inchiesta della Procura di Termini Imerese è stato accertato che nei 16 minuti che hanno preceduto l'inabissamento la barca non era governata, ma in balia della tempesta con un vento superiore a 100 km/h. È stata un'inclinazione anomala, secondo i tecnici, che ha fatto entrare tonnellate d'acqua dal locale tender, da quella nella zona living che porta alle cabine. Interventi e decisioni che non avrebbe preso il comandante James Catfield, indagato per omicidio plurimo e naufragio colposi. Con lui sotto inchiesta un marinaio e l'ufficiale di macchina. Anche sulla tenuta delle porte stagne i tecnici hanno rilevato che, se azionate correttamente, non avrebbero imbarcato tanta acqua che sommerse le cabine. Maltempo e disagi a Palermo e provincia, alberi caduti, strade interrotte, in particolare a San Martino delle Scale, mentre in città, in Viale Regione Siciliana, sono cadute delle insegne pubblicitarie che hanno mandato in tilt il traffico. Marco Gullà. Alberi caduti, vento, pioggia e disagi. Notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del forte vento e della pioggia che si sono abbattuti su Palermo e la provincia. Diversi gli interventi a San Martino delle Scale, frazione montana di Monreale, dove tanti alberi sono finiti in strada, bloccando la via d'accesso per le auto provenienti dal capoluogo. Piccole frane si sono verificate con il crollo degli alberi sulla strada provinciale 57. Altri alberi sono caduti anche in città, soprattutto nella zona di Ciaculli. Una tensostruttura al porto è stata danneggiata dal vento e anche in questo caso sono intervenuti i pompieri per la messa in sicurezza. Oggi su Palermo c'è allerta gialla per il maltempo, che però ha colpito il capoluogo soprattutto nella notte. Una tempesta di acqua e vento ha messo in ginocchio molte zone della provincia tra le 3 e le 4 del mattino. Vigili del fuoco comunque ancora a lavoro per verifiche su edifici e per completare gli interventi aperti nella notte. A Trecastagni, nel Catanese, per la cronaca, dove rifiutano di dargli i soldi, un quarantenne distrugge la casa e aggredisce la madre e la moglie davanti ai figli di 4 e 7 anni. Giusy Lazzara. È stato un vicino di casa a dare l'allarme. In quella villetta a Trecastagni, nel Catanese, ancora una volta urla e rumori. I carabinieri hanno trovato davanti al cancello d'ingresso l'uomo che con un bastone stava distruggendo una finestra al primo piano. Lo hanno fermato dentro casa. Il quarantenne, con precedenti, aveva divelto una porta, rovesciato un tavolo a terra, vetri rotti ovunque, mobili danneggiati. Tutto perché la madre e la moglie gli avevano negato dei soldi. Continue le aggressioni anche davanti ai figli di 4 e 7 anni, ha detto ai carabinieri la moglie, che terrorizzata si era rifugiata in mansarda con i bambini. Ormai da anni l'uomo tossicodipendente chiedeva continuamente denaro ai familiari. Per lui l'arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e tentata estorsione.
Un gruppo di ragazzini ha accerchiato un uomo che la scorsa notte intorno alle 2 stava prelevando dei contanti da un bancomat in piazza Inghilleri a Monreale, in provincia di Palermo. Minacciato, l'uomo è riuscito a fuggire e a ripararsi in auto. La vettura è stata circondata e danneggiata a calci dal branco. Protestano i sindaci di Burgio e Lucca Sicula in provincia di Agrigento per la chiusura delle guardie mediche, chiusura causata dalla carenza di medici. Davide Sardo. Mancano i medici e l'ASP di Agrigento fatica sempre di più a garantire il funzionamento delle guardie mediche. Protestano i sindaci dei Monti Sicani nell'entroterra agrigentino. Il sindaco di Burgio ribadisce il no alla chiusura del 1° dicembre al presidio medico del territorio o alla proposta di chiuderla a rotazione. Le prospettive potrebbero essere anche queste, quindi una turnazione tra le 3 guardie mediche, addirittura c'è il rischio che di queste 3 ne rimanga solo una aperta. Insomma, veramente manca l'assistenza per i nostri cittadini, l'assistenza sanitaria, e questo è veramente tragico per noi. La questione preoccupa anche il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, altro borgo la cui guardia medica potrebbe essere chiusa da un momento all'altro. Non abbiamo un'ambulanza legalizzata, non abbiamo il 118, è un paese così come Lucca Sicula, così come gli altri, che vivono la marginalità. Per raggiungere il pronto soccorso bisogna impiegare almeno mezz'ora, quindi non siamo d'accordo, non è possibile che questi paesi vengano ancora una volta trattati in questo modo. I sindaci ribadiscono l'importanza di garantire la continuità assistenziale in aree svantaggiate dove la sanità pubblica rappresenta un presidio fondamentale per il benessere della comunità. Torniamo a Catania, a passo di danza, a Piazza Mazzini, va in scena il tango, un ballo, ma ancor di più una filosofia di vita racchiusa in un abbraccio. Emanuela Corsi. Cos'è? È un modo di vivere, è una realtà fuori dalla normale realtà delle persone comuni. Chi entra a far parte del tango vive una sorta di magia. Loro sono i siracusani Daniela Carpino e Claudio Forte, 2 maestri di tango argentino, tra le coppie più acclamate e note al mondo che oggi si sono esibite a Catania nella cornice di Piazza Mazzini, che quest'anno ha ospitato l'evento Profumo di Tango. Proprio è nato lontano da noi, ma fatto appunto da tantissimi nostri immigrati che sono andati là e hanno contribuito allo sviluppo del tango. Profumo di Tango è un'iniziativa per conoscere un ballo amato in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è culturale, e stanno cominciando i maestri, culturale, di avvicinare il tango alla città al tango. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Controlli della Polizia di Catania in alcuni ristoranti del centro. Sono emerse numerose irregolarità, soprattutto in un ristorante di sushi all you can eat e in una panineria ambulante. Il titolare del ristorante orientale in Viale Vittorio Veneto è stato sanzionato per oltre 30.000 euro e denunciato per frode in commercio e vendita di prodotti alimentari non genuini. Tra gli scaffali della cucina sono stati trovati oltre 50 kg di prodotti non tracciati, tra pesce e verdura. Molti alimenti sarebbero stati congelati, decongelati e poi di nuovo congelati. Andiamo adesso in provincia di Ragusa, a Modica, che celebra la scaccia, piatto principe della tradizione locale. Veronica Barbarino. Scaccia pensieri, perché mangiare una scaccia passeggiando lungo le vie del barocco porta via i brutti pensieri. Ed ecco che al tipico cibo di strada, identitario del territorio ebleo, viene dedicata una giornata per condividere e tramandare alle nuove generazioni e ai turisti la maestria artigianale legata a questo prodotto della cucina familiare. Parte da ingredienti semplicissimi, fatta appunto con farina, acqua e olio, e con delle farciture che a volte cambiano a secondo della stagione ed è anche dei gusti di chi li mangia. È un prodotto da forno ed è facile da fare, da mangiare e soprattutto appunto piace a tutti.
piatti. E nonostante gli identici ingredienti, come la diatriba sul nome arancino o arancina, la scaccia modicana si sfida la bontà con quella ragusana. Basta che sia fatta bene, poi la scaccia sia ragusana o modicana, l'importante è che sia buona. La differenza sta solo nella chiusura. Il gusto principale, che invece non c'è a Ragusa, è quella di prezzemolo, cipollotto fresco e pomodoro fresco, con a volte aggiunta di acciuga oppure pezzetti di formaggio. Ecco, questa secondo me è la scaccia vera. La scaccia unisce quindi storia, cultura e sapori ed entra a far parte del rinomato street food siciliano. La tradizione di mangiare in mezzo alla strada risale al 600, al 700, ci sono straordinari racconti, ci sono novelle, ci sono romanzi che raccontano il cibo di strada. La Sicilia è una delle regioni dove questa tradizione si rinnova, pensiamo a città come Catania, come Palermo. In ogni angolo della Sicilia si trovano queste meraviglie gastronomiche. Qui a Modica è la scaccia. Non è ancora Natale, ma nella città di Acireale si guarda già al Carnevale, tradizionale appuntamento che punta quest'anno più che mai a raggiungere una grossa fetta di turisti. Orazio Longo. La parola d'ordine è programmazione con largo anticipo per riuscire a intercettare i turisti e un pubblico sempre più vasto nell'obiettivo di consolidare il richiamo internazionale. Ed ecco che seppure non sia ancora neppure Natale, Acireale nel catanese presenta già il suo Carnevale 2025, dal 15 febbraio al 4 marzo, protagonisti principali come da tradizione i carri allegorici, ma non solo. Al centro chiaramente ci saranno come sempre i nostri artigiani e la cartapesta, non abbiamo bisogno di grandi artisti, abbiamo bisogno solamente di valorizzare quello che i nostri artigiani di fatto creano in questi mesi. Il biglietto d'ingresso sarà gratuito per i residenti, mentre la prevendita online garantirà un prezzo agevolato rispetto a chi acquisterà all'ultimo momento. Questo perché? Per verificare qual è l'interesse e soprattutto così possiamo verificare anche i flussi turistici da dove arrivano e possiamo anche intervenire in futuro nelle zone dove di fatto c'è poco interesse verso il nostro carnevale. La Fondazione ha deciso di concentrare l'attenzione sulla creatività locale e sull'esperienza diretta dei visitatori, con particolare cura all'intrattenimento per famiglie e bambini. In questo mese di lavoro abbiamo davvero corso tanto e quindi abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che chiaramente non è un obiettivo finale, ma continueremo assolutamente a portare avanti tutte le varie iniziative, tutte le varie novità che questo programma include. Tra le novità di questa edizione l'introduzione delle esibizioni statiche dei carri nelle mattine, mentre le sfilate serali potrebbero prolungarsi fino a tarda notte. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi torniamo per andare a Taranto, dove tra poco il Catania scenderà in campo. Di nuovo in studio con la pagina sportiva, allora ci colleghiamo in diretta con Taranto, dove allo stadio Iacovone c'è per noi Marco Carli, che seguirà nel pomeriggio per Diretta Stadio la partita Taranto-Catania. A te Marco. E ci date la linea, Lorena. Intanto buona domenica da Taranto, proprio mentre sta imperversando un acquazzone su Taranto, proprio in questo momento, nel momento del collegamento. Alle mie spalle la curva nord dello stadio Erasmo Iacovone, che non sarà occupata dai tifosi perché è uno stadio a capienza ridotta, quello tarantino. Solo 3.300 persone possono entrare allo stadio, in cui si stanno svolgendo dei lavori di riqualificazione, e saranno sarà aperta solo la tribuna centrale con appunto solo 3.300 posti. Non ci saranno i tifosi del Catania in questa partita, tifosi che appunto non possono venire dalla provincia etnea, non possono arrivare qui a Taranto. Vi diamo qualche informazione sulla gara, sulla partita dei rossazzurri per quanto riguarda le disponibilità in casa Catania. Non ci sono né Guglielmotti né Luperini per i rossazzurri, che recuperano invece alcuni giocatori, fra cui Lunetta e Geca, ma attenzione alle condizioni di Castellini. Se il capitano non dovesse farci, giocherebbe al suo posto Ierardi. Il Taranto in classifica è ultimo con 3 punti, con 10 punti di penalizzazione. Il Catania invece tenta di trovare se stesso dopo il pareggio con la Cavese. Vi ricordo la diretta su Telecolor a partire dalle 17:30, diretta stadio con i commenti dallo
intanto i collegamenti dallo stadio Iacovone e poi i commenti da studio. Per ora è tutto dallo stadio Iacovone. A te la linea, Lorena. Grazie Marco, riparati dalla pioggia, delusione e amarezza per il Palermo, sconfitto ieri a Carrara. Sentiamo Marco Gullà. Sconfitta che ancora una volta figlia della discontinuità. Il Palermo a Carrara ha nuovamente rispettato il copione. Nel momento di compiere il salto di qualità non ha risposto presente. Il gol di Spendi su errore clamoroso di Gomez era nell'aria soprattutto dopo un doppio salvataggio di Desplanche e Ceccaroni. Primo tempo dove abbiamo avuto il pallino del gioco, ma abbiamo creato poco, siamo stati prevedibili, lenti, ci concedevano quello che sapevamo, le zone di campo che sapevamo di dover sfruttare, e poi quando arrivavamo negli ultimi 30 metri siamo stati leziosi, lenti, poca imprevedibilità, e questo poi l'abbiamo pagato nel secondo. Pochissime occasioni create, gli esterni che girano a vuoto e gli attaccanti mai pericolosi, soprattutto Henry, tra i pochi a salvarsi Andrea Ranocchia. Ci abbiamo provato soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo in maniera magari meno ordinata, ma comunque eravamo molto decisi nel voler portare a casa il risultato, e questo gol ci ha un po' tagliato le gambe, e poi non siamo riusciti a mettere dei palloni in area per ribaltare il risultato, appunto. Domenica Rosanero di scena al Barbera contro il Catanzaro, ma il treno delle big è ormai lontano. Ancora una sconfitta casalinga per il Messina, superato dal Foggia e quart'ultimo in classifica, partita crocevia oggi delle Trapani. Sergio Colosi. Terza sconfitta in 4 gare al Francoscoglio per il Messina, battuto da un buon Foggia trasformato dalla Cura Zauri, 11 punti in 5 gare. Lo 0-3 mette 2 sentenze, per la salvezza non ci sarà il Foggia, squadra destinata ad altri lidi, mentre i giallorossi tra crisi societaria e tecnica sono ad un passo dal baratro e da una crisi irreversibile. Il Messina dura mezzo tempo, poi dopo l'errore di Krapicas sul vantaggio di Mazzocco si scioglie. Reagisce di puro istinto con i tentativi di Petrungaro e Petrucci, ma dall'altra parte Perina è una garanzia. Il Foggia, già malconcio, perde altri 2 pezzi per infortuni muscolari, ma la panchina è lunga e di qualità. Il Messina esce di scena definitivamente nel secondo tempo, dopo l'errore sotto porta di Anatriello. Dal possibile 1-1 al raddoppio il passo è breve. Krapicas si disimpegna male, gli ex Mausso e Zunno sentono aria di casa e costruiscono il raddoppio di Mazzocco, prima del tris nel recupero dello stesso Mausso. Partita delicata a Trapani, dove arriva la capolista Benevento. Il presidente Antonini siederà in panchina e farà da tutor ad Aronica. Pavone ad un passo dall'accordo con la società Granata. Potrebbe seguirlo Modica in caso di rivoluzione nel Messina. Contro i campani 4 novità: Spini, Fall, Silvestri e Benedetti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.